Fuori di banco edizione 0, siamo al padiglione Antares del Vega di Marghera dove è partita la 2 giorni dedicata al Salone dell'Offerta Formativa, l'evento promosso dalla provincia di Venezia. Qui una quarantina di stand di istituti superiori e universitari del territorio illustrano i loro programmi, progetti e attività didattiche. Era una manifestazione molto attesa sia dai dirigenti scolastici sia dalle famiglie e quindi la possibilità anche di conoscere gli istituti scolastici della nostra provincia, il percorso educativo che propongono, il percorso curricolare, soprattutto quali sbocchi professionali e di percorso anche universitario danno i singoli istituti. Tanti i ragazzi e le ragazze interessati a conoscere più da vicino le offerte scolastiche del veneziano, ma chi sono in particolare i destinatari del salone? È destinata principalmente ai ragazzi di terza media e alle famiglie che insieme a loro possono completare quell'opera di orientamento che già gli insegnanti della rete scolastica di orientamento stanno facendo egregiamente nelle scuole. Per parlare con gli alunni delle medie e i loro genitori sono presenti anche gli studenti che già frequentano gli istituti superiori e che possono raccontare in prima persona l'esperienza nella propria scuola. Questa è una dimostrazione di come anche nel nostro territorio provinciale ci siano delle eccellenze che hanno bisogno di essere conosciute, apprezzate e stimolate, perché anche la presenza degli studenti delle scuole medie e superiori a questo salone sta a significare che c'è stato un coinvolgimento non solo della struttura didattica ma anche e soprattutto degli alunni. Spesso si parla di scollamento tra scuola e mondo del lavoro, ma qui sono tanti gli istituti professionali e tutti qualificati. Ci sono istituti professionali, ci sono i centri di formazione professionale, c'è l'importante collaborazione con la Camera di Commercio e questo non può che ampliare la visione anche per il prossimo anno, per la prossima edizione. Contiamo di portare gli imprenditori, oltre che la Camera di Commercio, anche gli imprenditori di Confindustria e le piccole e medie imprese a questo tavolo, a questo salone, perché l'alternanza scuola-lavoro sia sempre più efficace e possa permettere poi un inserimento nel mondo del lavoro degli studenti che escono diplomati da questi istituti. Per spiegare infine come è cambiata la scuola e le novità introdotte dalla riforma c'è uno spazio appositamente pensato per le famiglie. C'è uno spazio dedicato alle famiglie, soprattutto alle famiglie, perché l'applicazione della riforma che ormai è operativa non è ancora stata capita fino in fondo dalle famiglie, dai cittadini e quindi avere l'opportunità di persone esperte che spiegano la riforma, che possono rispondere a delle domande, credo sia assolutamente importante e la possibilità per le famiglie di scegliere in maniera consapevole e responsabile il percorso curricolare dei propri figli.